Benvenuti, oggi è sabato 23 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 16:45. La luna si leva alle 23:42 e cala alle 13:00. Oggi si celebra San Clemente. Il nome Clemente è di origine latina e significa indulgente. Oggi 23 novembre è la giornata mondiale di Fibonacci. Il Fibonacci Day rappresenta un'occasione per ricordare un matematico italiano considerato uno dei più grandi di tutti i tempi. 11-23, cioè 23 novembre secondo la scrittura anglosassone delle date, indica i primi 4 numeri della successione matematica realizzata da Leonardo Pisano, detto Fibonacci, da cui appunto la serie di Fibonacci, che ha contribuito agli studi su popolazione e finanza, ma anche su storia dell'arte e biologia. Buon compleanno a Teresa Mannino, nata a Palermo 54 anni fa. Dopo il successo del programma comico Zelig, diventa un volto noto della televisione con gli spettacoli Terribilmente divagante, Se stasera sono qui e Zelig Circus. Nel 2013 entra come giudice nel cast di Altrimenti ci arrabbiamo e nel 2016 appare in una puntata di Il commissario Montalbano. Recita anche in fiction e film come Ex Amici come prima. Auguri anche a Miley Cyrus, che oggi compie 32 anni. Ottenuta la fama grazie a Disney Channel con il ruolo di Miley Stewart Hannah Montana nella serie televisiva Hannah Montana, nel 2007 firma un contratto discografico con la Hollywood Records per intraprendere la carriera di cantante solista e pubblica l'album in studio Hannah Montana 2, Meet Miley Cyrus. Da questo momento inizia a discostarsi sempre di più dal personaggio che l'ha resa celebre per essere semplicemente se stessa, come attrice e come cantante. E infine auguri a Vincent Cassel per i suoi 58 anni. Dal 91 ha girato film che gli hanno dato la fama internazionale come L'odio, Fiumi di porpora e Ocean's 12. Nel 96 ha conosciuto Monica Bellucci e ha iniziato con lei una relazione durata fino al 2013. Nel 2020 prende parte al film La felicità degli altri. Il 23 novembre 1980 in Italia si verificò il più forte evento sismico dell'ultimo secolo. La scossa di magnitudo 6.9 con epicentro in Irpinia rase al suolo interi paesi. Le conseguenze furono devastanti, 3.000 vittime e 300.000 sfollati. L'intera penisola fece sentire il proprio sostegno, centinaia di volontari accorsero da ogni dove gettando le basi della futura protezione civile. Ma sapete come funzionano le pile a combustibile? Utilizzate per motori o altri dispositivi, le pile a idrogeno producono elettricità senza combustione. L'unico elemento di scarto risulterà quindi l'acqua, circa 0,1 litro per ogni chilometro percorso. Sebbene a primo impatto si possa avere timore per l'elevata infiammabilità dell'idrogeno, le rigorose protezioni e la robustezza dei serbatoi sono 2 indici di buona affidabilità di questa tipologia di pile. Buon weekend ai 12. Dopo una settimana abbastanza complessa in termini di aspetto e di movimenti planetari, ecco che la Luna in Vergine propone un certo ordine. Ci riuscirà contro Urano e contro la nuova posizione del Sole? Stiamo a guardare. Ariete, decisamente interessante questo cielo che vi dà comunque tutta la forza di Marte. Oggi è una giornata ottima per progettare con un collega o con un amico una serie di soluzioni che vorrete applicare. In tutto ciò vorreste che questo sabato fosse un sabato molto impegnato proprio perché
vorreste il giorno dopo partire per una breve gita fuori porta. Toro, giornata oggi che prevede il trigono della luna, una luna molto ricca e molto piena che vi dà stabilità e sicurezza. Il sole vi costringe a guardarvi e a darvi forza, a fare in modo che anche le questioni sentimentali possono essere vissute in una maniera più cauta. Gemelli, la vostra giornata oggi è una giornata che parte con l'opposizione di Mercurio solita, ma che non vi impedisce assolutamente di trovare il tempo per defilarvi con amici e passare qualche momento un po' più leggero. Anche in famiglia è richiesta la vostra presenza e la relazione col partner assume un tono decisamente più complice. Cancro, giornata oggi molto intensa, la luna diventa amica con il suo sestile solidale nel segno della Vergine, potete di nuovo cominciare a comunicare affettivamente. Ora che Plutone ha sgombrato il cielo da qualunque opposizione, rimane solo Venere un po' distante. Vorreste più tempo per l'amore? Cercate di organizzarvi bene con il partner. Leone, la giornata oggi prevede la solita opposizione con Marte, ma il trigono con il Sole in Sagittario vi aiuta assolutamente a vivere una giornata piena di intensità. Oggi vi dedicherete molto agli amici e alla passione. Potreste decidere di dividere la giornata in due blocchi, la mattina dedicata alla famiglia, ma la sera assolutamente agli amici e alle mondanità. Vergine, la luna oggi entra nei vostri gradi e vi dà un maggiore coefficiente emotivo, vi aiuterà a fare un po' un compendio della situazione in generale e a destreggiarvi bene tra impegni lavorativi e accordi professionali, ma anche affetti e anche una riscoperta degli amici che risulta importantissima in questo periodo così intenso in cui potete dedicare un po' meno tempo del solito a ciò o a chi amate. Bilancia, a proposito d'amore, questa luna vi rende un po' nostalgici, un po' morbidi, ma è la vostra volontà per adesso è ferrea, una volontà di non cedere assolutamente il passo alle confusioni, proprio perché vi siete dati un ordine e volete perseguire i vostri obiettivi in maniera anche a volte apparentemente un po' spietata. Mercurio e il Sole vi aiuteranno a passare del tempo di decompressione con amici e con persone che amate. Divertitevi tra le mondanità. Scorpione, giornata oggi che prevede una buona giornata per quello che riguarda un calcolo sull'economia, un calcolo che vi ha portato fortuna, anche se vi ha stancato moltissimo. Gli sforzi compiuti nell'ultimo periodo stanno dando i loro frutti, quindi cercate di tesaurizzare il vantaggio che avete accumulato e di reinvestirlo meglio in progetti futuri che vi vedranno ancora una volta protagonisti. L'amore c'è, la passione forse ancora deve iniziare a carburare. Sagittario, giornata oggi che vede questo weekend baciato dal Sole e da Mercurio. Oggi volete proprio non pensare, volete fuggire un po' dai vostri pensieri, ma anche e soprattutto dalla routine e vi affiderete agli amici, proprio perché oggi si prevede l'inizio di un weekend con una gita fuori porta che vi porterà magari in mezzo alla natura e in un posto del cuore che vi è tanto caro. Capricorno, giornata oggi molto interessante con una Venere sempre più solida ed una Luna che vi dà ragione, un trigono bellissimo che vi fa sentire amati dal partner, ma anche e soprattutto desiderosi di creare una famiglia o di godere, di chi già ce l'ha, di tutti gli effetti e i tesori che essa rappresenta. Il Capricorno per adesso sta vivendo un periodo veramente molto piacevole. Acquario, giornata oggi che a parte la solita opposizione con Marte prevede un Plutone che dialoga un po' con alcuni pianeti molto importanti e la vostra capacità di tornare a essere d'accordo con Urano in Toro viene stimolata proprio da Plutone che nonostante la posizione infelice del pianeta sviluppa un trigono che vi dà di nuovo quella forza caratteriale che tutti ammirano. Il vostro fascino miete vittime.
Pesci, giornata oggi che vede Nettuno collegarsi sia con Plutone che con Urano. Oggi la vostra presenza di spirito e il vostro decisionismo faranno in modo di farvi passare una giornata brillante e anche di scarico, lasciando alle spalle un pochino di impegni e di pressioni che per adesso sentite forti, visto che avete preso nuovi impegni, ma che vi rendono felice. Dialogherete con il partner su quelli che sono i vostri progetti. Il primo jukebox entrò per la prima volta in funzione il 23 novembre del 1889. Il nuovo strumento si presentava come una cabina di legno alla quale erano collegati 4 tubi di gomma. Da questi, dopo aver inserito 5 centesimi di dollaro, il valore di un nichelino, si poteva ascoltare il disco posto sopra. I jukebox si diffusero dopo la Prima Guerra Mondiale. The final nail in the coffin, letteralmente traducibile con il chiodo finale della bara. È un'espressione che si utilizza quando avviene un evento che provoca inevitabilmente il fallimento di qualcosa che stava già andando male. In italiano si può rendere con la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il poeta Paul Celan. Nato da una famiglia ebrea di lingua tedesca, è molto affezionato alla madre, ma oppresso dall'educazione rigida del padre. Scrive le prime poesie a 18 anni, poi la guerra entra nella sua vita. Nel 1941, a causa delle persecuzioni, è costretto a vivere nel ghetto. L'anno seguente i genitori moriranno in un campo di concentramento e lui si incolperà a vita di questo. A Parigi ottiene molti riconoscimenti, ma i premi non bastano a contrastare la crescente depressione che lo affligge. Morirà lasciandosi cadere nella Senna. Ci salutiamo con la frase del giorno. Anche un viaggio di 1000 miglia inizia con un singolo passo. E dato che non si smette mai di imparare, noi ci addentriamo insieme in un nuovo giorno, sempre con nuove informazioni e curiosità, passo dopo passo. Vi auguro un buon sabato, ci vediamo domani e buona giornata dalla vostra Martina.